potrebbe tornare indietro. Ancora, io sono venuto qui più volte, è sempre un piacere essere suo ospite. Abbiamo parlato del fatto che oggi di 8.000 municipalizzate i CDA solo i consiglieri di amministrazione ci costano intorno ai 12-13 miliardi di euro. Se lui da 8.000 passa a 1.000 e ci dice oggi che vuole recuperare 100 milioni di euro, c'è qualcosa che non va. E io, siccome so che negli articolati, nei testi normativi, il diavolo si annida nei dettagli, comincio a credere che questa sfilza di tweet sia una trovata elettorale e nient'altro, perché i conti non tornano. Io mi auguro che un giorno, anche se non fosse il Movimento 5 Stelle, si possano fare e affrontare una volta per tutto temi come la spesa militare, come la spesa delle municipalizzate, ma in maniera seria, non facendo credere ai cittadini che si è fatto e invece non si è fatto. È come, poi concludo, si è fatto con le province, si è fatto credere ai cittadini che sono state abolite e invece oggi in conferenza stampa si sono smentiti dicendo che hanno risparmiato dal taglio delle province 100 milioni di euro. Le province ci costano 10 miliardi di euro all'anno, quindi qualcosa non torna, cioè il provvedimento che hanno approvato il Delrio in aula era, come dicevamo noi, non le abolisce ma le muta geneticamente, le fa diventare città metropolitane e quindi non c'è un risparmio per i contribuenti. Questo è quello che oggi stiamo cercando di dire. Poi che mi chiamino rosicone, ma io alla fine porto solo la verità di quello che invece loro non dicono.